Nei primi decenni del Trecento gli Scaligeri estenderanno il loro dominio a tutto il Veneto, a parte della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana, facendo di Verona il centro di un grande stato dell'Italia settentrionale. In pochi metri quadrati, nel cuore di Verona, le Arche Scaligere, cimitero dei Della Scala. Sopra, sotto, di lato ai sarcofagi dei principi, i loro ritratti. Forza del comando, coraggio, determinazione, si mescolano al senso della fine, all'immobilità della morte. Su ogni monumento una scala, simbolo araldico della famiglia. Sculture scolpite al tempo della signoria. Questa, una copia, riguarda il personaggio più importante della casata, Can Grande della Scala. Il vero Can Grande, da alcuni decenni, è conservato dentro questo castello in riva all'Adige, una delle ultime fortezze costruite dalla signoria, Castelvecchio. Qui la scultura originale è sorvegliata e protetta con ogni cura.